È stato presentato nella Sala delle Armi di Palazzo Steril il 6° meeting internazionale di Moisa. Il congresso, che avrà come tema musica, culti e riti dei greci d'Occidente, si svolgerà ad Agrigento dal 14 al 16 maggio prossimi. Il meeting, che coinvolge studiosi e ricercatori provenienti da ogni parte del mondo, è organizzato da Moisa con la collaborazione dell'Università di Palermo, del Polo Universitario di Agrigento, del Comune, del Museo Archeologico Pietro Griffo, del Parco Archeologico della Valle dei Templi, del Consorzio Turistico Valle dei Templi e della Fondazione Agire Insieme. Presenti all'incontro il rettore dell'Università di Palermo Roberto Lagalle, il presidente del Polo Universitario della provincia di Agrigento Maria Immordino, Lucio Melazzo, direttore del centro di gestione del Polo Didattico di Agrigento, Oscar Belvedere, presidente del corso di laurea magistrale in archeologia dell'Università di Palermo, sede di Agrigento, Angela Bellia, docente del laboratorio di archeologia musicale dell'Università di Palermo, sede di Agrigento, nonché Salvatore Moncada, presidente della Fondazione Agire Insieme. Il decentramento universitario non può essere demonizzato come avviene in questo momento, quando da sedi decentrate di università grandi ed importanti come Bologna e Palermo, e parlo quindi rispettivamente di Ravenna ed Agrigento, vengono ricerche e analisi storiche, archeologiche, scientifiche come quella di cui oggi si parla e che troverà ampia risonanza nell'ambito del congresso che partirà ad Agrigento proprio da lunedì. Di necessità, bisogno di lavorare di più insieme su progetti condivisi. Temo che troppe programmazioni poliennali vengano fatte senza il contributo preventivo e utile degli attori di sistema. Temo che forse anche sulla programmazione 14-20 dovremo poi alla fine piangere delle occasioni perdute. Noi vogliamo rilanciare l'Università d'Agrigento. Abbiamo 3.000 studenti, 6 o 7 corsi di laurea importanti, ma anche con professori motivati. Gli studenti agrigentini sono bravi, credetemi, io ne ho la consapevolezza perché sono un insegnante, insegno diritto amministrativo a Palermo, sono ragazzi bravi, ragazzi motivati. Quindi ragazzi che bisogna stimolare, quindi io vorrei dare un segnale di speranza a questi ragazzi e alle loro famiglie. Il Polo non chiude, assolutamente, affronterà difficoltà, perché questa crisi finanziaria, tutta la politica di spending review, però noi non possiamo farla pagare agli studenti appartenenti alle classi meno abbienti. Questo convegno ci induce prima a riflettere sulla nozione complessa di cultura, poi chiaramente coniuga passato e presente. Dal 14 al 16 maggio ad Agrigento si riuniranno studiosi di tutto il mondo che hanno come comune interesse lo studio della musica greca e romana e della sua eredità culturale. Sono studiosi e ricercatori che fanno parte di Moisa, un'associazione internazionale che ha proprio questo interesse. 1 anno e mezzo fa ho candidato Agrigento per ospitare questo grosso meeting che, oltre agli studiosi, porterà ad Agrigento notevoli presenze di persone che verranno proprio per assistere al convegno e alle sue attività. Ho trovato il sostegno con slancio della Fondazione Agire Insieme, il suo presidente Salvatore Moncada, che immediatamente si è messo a disposizione per sostenere questo evento. Naturalmente poi il Polo Universitario di Agrigento ha dato tutta la disponibilità possibile per accogliere al meglio questi studiosi che si riuniranno in una dimensione culturale di altissimo livello e che quindi certamente porterà lustro alla città e agli studi che si possono condurre sui beni archeologici dell'antica Akragas.